Partire da un mattone per costruire una casa, coniugare la tradizione veneta con l'innovazione, proponendo un nuovo modello di business per il settore edile che permetta di calcolare subito i costi dell'intervento senza sorprese a fine lavori. A tentare di rilanciare il settore dopo 6 anni di buio è Edilcassa Veneto, ente bilaterale che associa oggi 3.500 imprese artigiane e più di 20.000 dipendenti. È questo il sistema costruttivo veneto, presentato a Marghera da Virginio Piva e da Salvatore Federico, presidente e vicepresidente di Edilcassa, da Enrico Cancino, direttore di Craca, centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana, alla presenza di Federico Dalla Puppa, docente presso l'Università UAV di Venezia, che ha dichiarato come solo il 30% delle aziende edili in Veneto ha tentato di individuare strategie anticrisi, che spesso hanno coinciso con licenziamenti. Infine, l'assessore regionale alle politiche del lavoro Elena Donazzan ha lodato il lavoro anche come contributo anti-evasione per uscire dal tunnel di una crisi che ha determinato nel settore delle costruzioni la perdita di 20.000 addetti. In questi anni stanno cambiando un sacco di cose, un sacco di riferimenti, anche le esigenze della collettività, e quindi chi opera nel settore si deve adeguare, deve essere in grado di dare le risposte che servono. Oggi non possiamo più pensare di occupare territorio, ma dobbiamo lavorare sulla riqualificazione dell'esistente, che può avere dimensioni anche modeste ma anche impegnative, quindi riguardare sia il piccolo intervento ma anche la ristrutturazione di intere aree. E dobbiamo puntare su quelle che sono le energie rinnovabili, sui contenimenti energetici e sulla qualità della vita nei nuovi edifici. Il nuovo modello di business per il settore edile, sintetizzato in fare reti in edilizia per costruire e ristrutturare, punta a creare reti tra aziende edili ed imprese di filiera e garantire a quanti vogliono ristrutturare un immobile certezza nei costi. Io immagino su questo percorso che noi abbiamo avviato una grande opportunità per i lavoratori, nel senso che questo pone gli obiettivi di qualificare i lavoratori e dargli possibilità di essere avere più opportunità di lavoro, quindi attraverso anche la formazione che avvieremo, attraverso nuove esperienze, anche ricerche di nuove tecnologie e nuovi aspetti che oggi purtroppo in Italia siamo ancora indietro. Noi stiamo facendo anche un lavoro importante con Friburgo, dove porteremo anche in Veneto nuove iniziative per quanto riguarda i sistemi di costruzione, quindi i lavoratori di questo ne avranno un grande beneficio. Solo il mercato del recupero e della ristrutturazione segna una lieve crescita dovuta agli incentivi del governo e del piano casa. È stata quindi una crisi della domanda, ma soprattutto del sistema dell'offerta che non è riuscito a rinnovarsi. Le imprese devono diventare molto brave a fare gli interventi edilizi, in particolare il nostro lavoro si è dedicato all'ambito delle ristrutturazioni edilizie, quindi riqualificazione energetica, rinnovamento in generale del patrimonio edilizio, che è un grande cantiere potenziale da qui per i prossimi anni. Ecco, certamente devono anche organizzarsi in maniera opportuna, perché la proposta commerciale che poi deve andare sul mercato deve essere molto concreta, deve essere molto limpida e soprattutto deve raggiungere degli standard prestazionali che il cliente desidera conoscere e di cui è molto informato.